Cerco di non muovermi troppo, sennò voi dite che mi viene il mal di mare e avete anche ragione. Perdonate, sono esausto, non riesco a sedermi, ci vuole troppo tempo, lo studio la facciamo da telefonino come fanno gli youtuber bravi. Allora, sono parecchie le considerazioni che in questo momento 3-0, non è che il Leverkusen può farne 3 in 10 minuti. Quindi Gasperini batte gli imbattibili. Gasperini, però diciamo l'Atalanta. Già questa è un'importantissima distinzione. Ragazzi, siamo entrati in un racconto del calcio che si basa sui risultati e si basa sull'ultimo risultato che avviene. Si dimenticano le cose di prima e ogni risultato stabilisce il nero o bianco nella valutazione di un allenatore e non è possibile così. Ci sono, e noi dovremmo essere esempio, ci sono delle sfumature in società che poi determinano l'andamento di una stagione e c'è da ragionare non solo sull'allenatore ma su molte altre cose. Domani faremo un approfondimento. Io oggi ho preferito ascoltare. Ho ascoltato De Laurentiis, ma andiamo nel conquibus Gasperini, perché voi volete sapere di Gasperini. Benissimo. Ci siamo già dimenticati di Conte. Chiedo, perché noi stiamo ancora aspettando Conte con la casa. Nel mio sondaggio che ho proposto su Twix, Gasperini esce come sensazione. Io poi mi chiedo anche perché Gasperini deve fare il passo indietro, perché in questo momento Atalanta-Napoli è un passo indietro, che rendiamoci conto è un passo indietro. L'Atalanta si va a giocare la Champions League, l'Atalanta ha dei giocatori forti e ha dei giocatori abituati a fare questa cosa qua. Io scrivo, e non è nemmeno una provocazione, tu dici fai la provocazione, io ho scritto l'Atalanta gioca a calci, e gioca a calci perché fa il fallo sistematico. Io guardavo la palla, ma guardavo gli 1 contro 1 senza palla. Ruggeri che prende Frimpong, se lo trattiene per 50 metri a palla lontana. Si allenano queste cose qua, serve abituarsi a fare il falletto sistematico. Niente, oggi non segna il Leverkusen. Si allenano queste cose qua, a fare il fallo sistematico, a non farti vedere, a fare il falletto che mette la squadra avversaria in frustrazione, però poi rompi l'azione e ricominci e ti risistemi, perché devi accettare gli 1 contro 1, devi accettare tanti e tantissimi rischi che a Napoli noi se ci permettiamo, perché è la stessa cosa che fa Italiano, solo che Italiano non ha la predisposizione a far fare ai propri giocatori il fallo sistematico. Gasperini sì, ma Gasperini con il tempo a disposizione per farlo. E poi le finali sono finali veramente quando c'è il trofeo in palio e quindi te ne freghi altamente di prendere un cartellino, di spendere il fallo, perché anche se ti squalificano, ciao, nel frattempo tu hai salvato il risultato ed è il risultato che conta qua. E mi interessa poco, al tifoso interessa poco che sia bello il gioco armonioso. È più bello il gioco delle Leverkusen, che quando escono da dietro quei passaggi di prima, mentre l'Atalanta a me non è mai piaciuta come gioca l'Atalanta. Vedo giocatori che si muovono male, però si muovono male proprio fisicamente, capiamoci. Ruggeri è sgraziato, altri giocatori che non mi sembrano così, però hanno aggiunto negli anni giocatori di grande tecnica e giocatori che sanno come far uscire la qualità ad un certo punto. Gasperini, con grande coraggio, oggi in campo ti manca De Ron, ha scalato Cop Miners dietro, che Cop Miners ha sempre fatto anche il mediano, quindi lo può fare. Non è una cosa incredibile, non è mettere Lindstrom regista, per capirci. Però Zielinski dietro, quando ti viene a mancare De Ron, è un'idea abbastanza così. E ha messo 3 punte vere, perché mette Scamacca, mette De Ketelare e mette Lookman. Di cosa vogliamo parlare? Giornata di grazia, segna pure di sinistro il gol più bello, forse il finale, col doppio passo così. Ma c'è qualità, ascoltate i nomi: Lookman, Scamacca, De Ketelare, Cop Miners, Ederson, giocatore completo, giocatore totale, e poi ci sono dei picchiatori, c'è gente di corsa come
Zappacosta e Ruggeri, che sono gente che va, non hanno grandissima qualità, ma vanno e quando devono fare il fallo lo fanno. E poi Ian, e poi Jim City, lo stesso con la Kolasinac, poi metti Pasalic nel secondo tempo, ti mantieni un pochino, allora si può fare una sostituzione più conservatrice, sì, però mantenendo Koopmeiners dove sta, e quindi il più fresco in avanti, Pasalic, a fare un pochino più di quel pressing e questo lavoro di sfiancamento sugli avversari uno contro uno. Io non sono pronto a vedere un Napoli che gioca così, non so se siamo pronti, se è pronta la squadra, perché ci vuole del tempo. Daremo il tempo a Gasperini? Domanda legittima che faccio a voi, che faccio a De Laurentiis. Lo prendi e lo proteggi? Perché gli devi dare tutto il tempo di sbagliare, di perdere partite, non dobbiamo fare drammi e vediamo quello che succede. È anche un allenatore che è arrivato, probabilmente potrebbe essere anche stanco, e vediamo, perché sappiamo che alcuni giocatori hanno rinnegato Gasperini uomo. Poi non voglio entrare nella questione acerbismo, perché poi se no andiamo a 1001 notte. Mettiamola da parte per un attimo e ragioniamo solo sul fatto che il Napoli deve cambiare completamente filosofia e mentalità se si tratta di Gasperini. Altro che bel gioco, altro che dominio, ci si adatta a seconda dell'avversario e bisogna saper fare i falli sistematici e bisogna cominciare a ragionare a livello di arbitri. Questo non è rigore, ma non cambia niente, al 3-0 al 90° non cambia niente. Gli arbitri, perché finiamo tutte le partite in 9, perché se questi sono abituati a farlo, in Europa magari sono più così, in Italia, il Napoli, e lo dimostriamo adesso. Lo stiamo dimostrando adesso, non dobbiamo tornare indietro con la memoria. Quindi attenzione, che cosa vuoi fare Napoli da grande? Vuoi diventare l'Atalanta? Benissimo. Atalanta, intanto, noi parliamo di 11 finali che sono partite di campionato che non sappiamo giocare. L'Atalanta come arriva a vincere questa finale? Perdendo un'altra finale, quella là della Coppa Italia, arrivando un'altra finale alla così ci si abitua e si fa un pochino le ossa e ci si abitua e dice la prima finale magari non l'ho vissuta bene, magari mi sono tremate le gambe, ti abitui, arrivi piano piano e poi capita il giorno in cui sei più forte degli avversari. Lo danno questo rigore giusto per sfizio? Bah, non vedo molto. Scalvini. C'erano un bel Lukavic e probabilmente Scalvini. Dicono di no. Vabbè. Figuriamoci, non cambia niente. Quindi è un discorso importantissimo. Voi siete pronti? A me Gasperini non piace per niente, lo dico subito. Mi esalta e mi entusiasma l'idea di studiare nuovi moduli e nuovi sistemi di gioco. Questo sì, mi incuriosisce e ci divertiamo, vediamo la difesa a 3, va benissimo. Però c'è modo e modo di fare la difesa a 3 e c'è modo e modo di essere poi personaggi. Perché attenzione, adesso tutti quanti, Gasperini, vieni sul Vesuvio. Ma la prima difficoltà, se il Napoli, perché dipende tutto dal Napoli, se il Napoli lo protegge, lo fa venire, lo protegge, c'è un'intesa allora l'ambiente si deve stare zitto, i tifosi devono accettare, e se succede qualcosa bisogna dare tanto tempo a disposizione, perché questo è la fine di un percorso lungo, dove in un ambiente dove non si richiede niente, dove si lottava per non retrocedere, allora va tutto bene. Noi siamo diventati un ambiente un pochino più esigente e voglio proprio vedere che cosa succede se poi non si tirano fuori anche le cose caratteriali di Gasperini a un certo punto, e vediamo. Sono curiosissimo. A me non piace, non mi piace proprio, è inutile che fa, non mi piace l'uomo e non credo che sia adatto. Non credo proprio che sia adatto. Viene Gasperini, benissimo, ce ne accorgiamo e lo studiamo. A me non piace. Conte? Esiste solo Conte? Benissimo. Se esiste Conte, tu con Conte gli lasci proprio le chiavi. Queste sono le chiavi dello spogliatoio, io non entro, fai tutto tu e là probabilmente puoi recuperare dei giocatori, ma con Gasperini devi fare tantissimo mercato. Con Gasperini
e con Italiano devi fare tantissimo mercato, e pure con Pioli, ma Pioli non lo considera nessuno, quindi lo togliamo da mezzo. Con Gasperini e con Italiano devi fare tantissimo mercato, con Conte forse te la puoi cavare un pochino meglio, Conte potrebbe rinvigorire i giocatori così, altrimenti attenzione all'altro nome, sempre l'altro, perché sono 4, sono 5, sono 6, sono 7, ma c'è sempre l'altro dietro l'angolo. Quindi complimenti all'Atalanta, che come percorso europeo noi ci possiamo atteggiare della partecipazione, eccetera, eccetera. Intanto loro sono arrivati in finale e l'hanno vinta. Noi dobbiamo fare un percorso, dobbiamo rifarlo il percorso, facciamo i complimenti all'Atalanta e ragioniamo sulla scelta, che qualcuno dice che l'allenatore è già fatto, ma Gasperini viene, molla questa squadra buona che poi si può giocare. Vabbè, vediamo. Da New York, Valerio Fruto è tutto, dovreste lasciare i like, ma oggi non... Vediamo Gasperini che salta. Quello che diede la gomitata a Maradona dicendo ma quando mai scontri di giochi, io non ho fatto niente. Quello che disse ma vai via coglione, il napoletano che così. Non fu lui a dire terrore, fu il suo collaboratore, ma lui lo mandò a cagare. Disse vabbè, aspettiamo e vediamo cosa succede.